Ed eccoci qua, carissimi amici appassionati di camion vintage. Guardate, il Marvin si è fatto un centinaio di chilometri questa mattina e per andare a vedere cosa. Guardate qua, carissimi amici, guardate qua cosa il Marvin vi presenta. Insomma, qua siamo sulle montagne del Veronese. Insomma, guardate qua, ci sono ancora chicche storiche, dei tesori qua. Ed il Marvin qua è partito questa mattina e vi fa vedere questo camion che è un 642 N65R. Guardate qua, insomma, spettacolo. E qua siamo in compagnia qua di Corrado, no? Che Corrado mi ha detto dai, vieni su a trovarmi che ti faccio vedere il camion. Corrado, dai, saluta qua gli amici. Ciao, ciao. Insomma, no, vai tranquillo, te dopo vieni dietro me. Insomma, carissimi amici, insomma, Corrado, non fare il timido, vai tranquillo, insomma. Adesso andiamo a scoprire il camion. Guardate qua, carissimi amici, abbiamo qua intanto la mia mascotte, la Luna qua. Guarda qua Luna che vuole ancora giocare, è qua buona. E carissimi amici, andiamo a vedere qua, come vi dicevo, questo Fiat 642 N65R. Insomma, Corrado, cosa mi dici? Questo camion lo vuoi rimettere in strada? Sì. Perché è un ricordo di famiglia, qualcosa? No, bene, una cosa vecchia. È una cosa vecchia che però ti piace, insomma. Sì. Insomma, qua sono venuti a disturbarti da forestale, però te vuoi resistere, insomma, il camion lo tieni, giustamente. Sì. Non va al taglio, carissimi amici. E qua siamo qua in compagnia di Alessio, qua è il tuo figlio. È il tuo figlio. Hai la passione di queste cose vecchie o no? Sì, insomma, lui piace ancora delle robe vecchie. È buono perché effettivamente questi camion vecchi hanno il loro gran fascino. Insomma, qua a Corrado facciamo diventare famoso questo vecchio Fiat, giustamente, perché insomma questi qua sono ancora grossi tesori. Guardate qua, carissimi amici, è un po' così dimenticato, ma comunque non è di sicuro abbandonato. L'intenzione, la voglia di sistemare il camion c'è. Era tuo fratello prima, Corrado, sì, che diceva che, insomma, ha detto il fratello di Corrado, come si chiama? Claudio ha detto che, insomma, l'intenzione sarebbe quella più avanti di sistemarlo, di sicuro non va tagliato. Guardate qua, carissimi amici, l'hai portato qua tanti anni fa? Sarà 15 anni ormai. 15 anni, perché l'hai preso? Perché ti piaceva o perché ti faceva pena vederlo così, insomma? Faceva pena, l'Irlanda è una cava. Era in una cava, carissimi amici, era in una cava e qua, insomma, basterebbe con un colpo di batteria, insomma, qua Corrado parte subito, no? Giusto? Sì. Qua Corrado però, l'unica cosa, dai, mettiamolo un po' al coperto prima che, insomma, il tempo non lo sfasci. Guardate qua, carissimi amici, Fiat 642, carissimi amici, qua, insomma, famoso anche questo camion, diventerà nel canale del Marvin, giustamente un camion, poi fra l'altro ambientato tipicamente nel luogo del Marvin qua. Guardate qua, carissimi amici, insomma, non è un camion nuovo di fabbrica, l'ambiente merita. Guardate qua, cari amici, eccolo qua. Ed eccoci qua, carissimi amici, guardate qua, Fiat 642 N65R, il fregio c'è ancora perché sai ci sono i ladri dei fresi qua e resiste, mi raccomando, stai attento qua perché c'è il mercatino dei fresi. Guardate qua, cari amici, noi facciamo parte appunto dell'associazione dei camion storici. Corrado, se un giorno lo vuoi sistemare e vuoi venire con noi a fare qualche raduno, sei ben accetto. Ed eccoci qua, carissimi amici, Senz'altro. Eccolo qua. Vuoi venire qua, Corrado? Eccolo qua, dai. E così inquadriamo anche Corrado. Eccolo qua, Corrado, dai, dimmi una tua battuta su questo camion. Saluto che ti dica, non saprei a dire. Non sapresti se comunque c'è la voglia di tenerlo, Sì, no? Sì, noi va in strada a breve, dai. Va a breve, va in strada, ecco, dai, mi raccomando, vediamo di non aspettare troppo tempo, Corrado. Grazie, Corrado. Ciao. Ed eccoci qua, insomma, avete visto, vi abbiamo presentato Corrado qua, eccolo qua, insomma. Il Marvin si è fatto un centinaio di chilometri, È partito da Trento qua, è salito sulle montagne del Veronese, non ha trovato nulla lungo la strada perché vedete ormai qua, insomma, è un po' scadente. E niente, qua voglio dedicare questo camion al mio amico Alessio di Viterbo che oggi fa proprio gli anni. Caro Alessio, ti auguro buon compleanno con questo camion. Guardate qua, carissimi amici, Alessio, insomma, buon compleanno con questo camion, cosa vuoi di più? È un gran spettacolo. Lo dedichiamo qua a tutti i miei amici dell'associazione dei camion storici e ricordo sempre il mio amico Giorgio e l'amico Giuliano. Eccolo qua, carissimi amici, qua abbiamo fatto un bel bottino qua. L'ambientazione, se vediamo mo se c'è qua il mio cagnolino che sta piangendo, però andiamo anche dietro a questo punto, carissimi amici, guardate qua, insomma, c'è la scenografia, c'è tutta.
l'ambientazione meritava, insomma, si è fatto un bel viaggetto il Marvin e guardate qua, c'è un po' da sistemarlo, sì, però insomma si può fare, l'importante è che non venga tagliato. Ed eccoci qua, insomma, abbiamo già visto la troupe qua, abbiamo visto Corrado, insomma, sei famoso Corrado anche tu ormai nel canale, insomma, la gente si ricorderà di te e mi dirà, oh, l'ha sistemato il camion, poi mi dirà, ecco, dai, sappi che è un po' un bagno di sangue, sistemare questi vecchi camion, però dai, si può fare. Ed eccoci qua, carissimi amici, qua vi saluto e niente, insomma, abbiamo fatto un bel report, cosa volete di più? Anzi, il report continua perché ho visto altri mezzi interessanti, tipo la pala, il vecchio Same, eccolo qua, carissimi amici, qua il Marvin vi saluta e attenzione, questo camion verrà salvato, no tagliato, gliela facciamo noi alla forestale. Ciao a tutti e a presto!